Ciao a tutti ragazzi, questa mattina, oggi è sabato 12 novembre, questa mattina sono tornato in Val d'Arsa e niente, la meta di oggi è un po' distante da qua, praticamente adesso dalla Val d'Arsa qui salirò fino al passo di Campogrosso attraverso la strada delle Sette Fontane, prendo il sentiero che sale verso Cima Carega. E niente, adesso sono le 10 di mattina e parto appunto da 1050 metri circa. Questo luogo, ragazzi, l'avete visto anche in uno dei video precedenti, quello per il ponte di Betano, e poi anche per di là si arrivava a Campogrosso, e super di qua invece si staglia la mulattiera che dopo si inerpica dietro le montagne qua, che è quella che mi ha condotto alla strada degli eroi, Galleria d'Ave e Cresta del Pasubio. Adesso qui a piedi infurcherò questa strada. Dopo si bifurcherà presso le strade delle Sette Fontane. Ecco qui la bifurcazione che vi dicevo, Campo Silvano che prosegue della strada provinciale giù dritti, strada delle Sette Fontane sulla sinistra, non percorribile ragazzi, attenzione, perché possono accederci solo i possessori di permesso speciale. Ecco, finalmente sono arrivato al passo di Campogrosso, sono le 11:23, un'ora abbondante per salire di 400 metri e adesso ragazzi niente, si parte e via. Spettacolo il visuale che si è aperta adesso per la prima volta, diciamo. Spettacolari anche le montagne altoatesine sullo sfondo. Veramente incantato ragazzi come posto, stupendo, bellissimo veramente. Intanto faccio una breve sosta snack, diciamo. Bene, pausa snack finita e mentre ho mirato un po' il panorama qua, ragazzi mi avventuro super mulattiera qua, nel senso penso proseguirà, dicevo secondo me proseguirà su per questo tratto che sembra proprio una mulattiera, ma non sono sicuro, quindi adesso andrò a vedere personalmente. Uno spettacolo verso la pianura qua, appena scollinato da questa mulattiera qua appunto, fantastico. Guardate che guglie qui pazzesche, verticali, mamma mia. Quanta roba. Indicazioni. Ciboale dei fondi sarebbe la strada classica appunto per salire il Carega qui da Campogrosso. Ancora 2 ore e 30 per salire il Carega. Bella tosta ragazzi questo vaglio, bello
performante, è lunghissimo ancora. Intanto qui continuano a salire gli obiettivi appunto in salita del giorno. Guarda che panorama da qua su, tutto il vaio qua sotto, profondissimo. Adesso si sale ancora un po'. Inizia a vedersi una fine della salita. Ecco ragazzi, sono arrivato in bocchetta, scendiamo qua, guardiamo le indicazioni. Pazzesco ragazzi, manca ancora un'ora e 10 arrivare a Carega, mamma mia. Bene, appena disceso da Bocchetta Fondi a 2040 metri, adesso seguo questo sentiero qua fino all'incrocio con quella e dopo bisogna proseguire verso nord. Ecco qua le indicazioni, vedete la strada in discesa che proviene dal rifugio Scalorbi. Io sono sceso da questa e adesso un'ora a Carega. Benvenuti a Bocchetta Mosca. Indicazioni, adesso al rifugio Carega 40 minuti. Molto bene. Vediamo un po' qua il panorama. Non si vede probabilmente, ma sono bello ecco qua ragazzi la croce è il rifugio Fraccaroli. Ecco qua arrivato ai piedi del rifugio e vedete le varie indicazioni. Passo Campogrosso 2:30 e prendere il fugazzo sarà a 3-4 ore. È arrivato al rifugio al Monte Carega alle 14:10. Fatta anche questa. Ecco adesso vedete il rifugio Fraccaroli alle mie spalle, Carega proprio qui sopra. E adesso torno in giù, sono le 14:30. Bene, mi sono fermato appena adesso qui a Campogrosso, sono entrato a mangiare un panino perché veramente non ne potevo più della fame. Si parte, una puntualizzazione, il ritorno non lo faccio per la strada delle Sette Fontane ma per il ponte tibetano. Ecco ragazzi, ponte tibetano in notturna. Sono quasi arrivato all'auto che è un po' più giù qua dei parcheggi e sono le 17:54
e il Garmin insegna la bellezza di 35.000 passi, notevole. E niente ragazzi, spero che l'escursione vi sia piaciuta e niente, bando alle ciance, scappo, qui tira un'aria pazzesca, tira un'aria freschetta e ci vediamo alla prossima escursione.